oggi sono impazzito perché sono depresso. Lo so. Fisicamente, perché sai, io sono. Cioè i bioritmi dipende come cosa devi fare dopo. E quindi sono depresso. Poi che è? Cos'è? Cosa fai? Cosa metti qui? Ah, scusa. No, pensavo, scusate, era un nostro collaboratore che pensavo stesse facendo una. Sai che abbiamo anche il beep adesso, perché quando diciamo delle parolacce vengono bippate. Sì, dai, allora, pensavo sentire. che facesse una cazzata. Con così non si capisce. Così almeno non si capisce. Se io ti dovessi dire, perché qualcuno ci ha scritto delle lettere, state cominciando a diventare un po' volgarucci, hanno ragione. E allora io mi sono premunito, ad esempio, Baldini, tu sei uno stro. Così non si capisce. Certo, è vero, hai ragione. Non si capisce. Veramente, bravo, veramente. Tu sei veramente bravo. Sì. Vedi? Anche allora, sul bravo. Certo, abbiamo il Bippo Mucche. Di come cominciamo oggi? Regali. Sì, arrivano regali dalla Toscana, ci sono arrivati Toscana Golosa, si chiama? Il pambriafone. Il pambriacone, pensa, questo lo mangi e ti imbriachi, è una cosa proprio bellissima. Bello, grazie agli amici della Toscana che arrivano Panfortino. Poi ci hanno portato il vino, il primitivo di Manduria. Bottiglia numerata che noi adesso cominceremo ad assaggiare. Testa armata, scusa Provenzano, vieni. Prendi questo, il vino, si chiama Provenzano. No, l'altro si chiama veramente Testa Armata. Uno Testa Armata e uno Provenzano. Salutiamo anche la polizia che ci regala, la polizia di l'autovelox, sono proprio gli addetti all'autovelox. Il cappello della polizia, noi lo mettiamo e diciamo siamo amici. Con l'autovelox così, sai. Esatto. Allora, prima di cominciare, oggi tante cose, ci sono notizie che noi ritagliamo dai giornali, una mi ha colpito a me. Cioè, qual è? E questo è George Clooney. Sì. È morto il suo maiale, quindi ci dispiace moltissimo. Lui è disperato. È morto il porco. È disperato. Si è scritto a George Clooney, dicono i suoi amici è disperato con la morte del suo maiale vietnamita Max. Era un maiale con gli occhi a mandorla. L'attore amava il suo animale domestico, perché questo è una cosa. L'hanno fatto in agrodolce ora. Domestico al punto da dormirci insieme, cosa che aveva anche causato la rottura di qualche relazione sentimentale, insomma, ci credo. Io te il maiale non penso. Se può, quindi noi siamo solidali con George Clooney. Però insomma, se ce lo volesse dare a noi siamo disposti a mettergli una mela in bocca. Esatto, uno spiedino proprio, ce lo giriamo, insomma. Mentre lo cremiamo. Dobbiamo fare alcuni saluti alla radio svizzera, alla radio svizzera di Lugano. Ci siamo collegati questa mattina perché aveva un ospite Gianni Morandi. Noi ci siamo collegati, quindi li salutiamo e sappiamo che in questo momento l'urto alla Svizzera ci stanno ascoltando. Allora saluto a tutta la Svizzera. Grazie, saluti, ci vediamo mercoledì prossimo quando io accompagno un attimo Pippo Baudo, io lo lascio alla frontiera, lui va, deposita i suoi capitali in Svizzera, non paga le tasse e poi torna qua in Italia. Saluto le città a Meccare, il Casino di Campione, quello di Lugano, Oggi avremo ospiti, come si dice, a bizzeffe. Sì, proprio, oggi, pienissimo. Oggi addirittura ascolteremo anche un cantante che abbiamo praticamente messo noi, lanciato noi, una canzone molto bella, e verrà a farcela proprio dal vivo. Si tratta di Guido L. E poi, attenzione, scoop, ci sarà Chiara. Direte chi è? Che arriverà. Vedi, la conoscono tutti. Chiara di Paolo e Chiara. Certo. Da sola. Da sola, perché purtroppo questo lo dobbiamo dire. Ma non c'è ancora, come fate? Loro lo dicono così in contumacia. Prima che lei arrivi. Ha litigato con la sorella, tu non lo sai, ma di brutto. Ma a scarpate proprio. Sì, proprio si sono strappate perché lei veniva da destra, la sorella arrivava da sinistra. A Milano per caso si sono prese con la macchina e hanno litigato. Allora lei ha fatto il disco da sola, poi ce lo racconterà lei. Di persona, certo. Pensa che è litigata, tra tutte e due. La gente sentiva rumori e non le vedeva. Dice, ma che succede? Ma si scherza, tanto non c'è. Non c'è, possiamo dire tutto. Nel frattempo arriva pubblico in ritardo. Salve. Accomodati, raccomandatissimi, si vede dalla faccia, sono raccomandati da Valzania. Che sta entrando. Li ha fatti entrare, ecco, accomodatevi. Allora, per il resto, noi siamo qua, pronti a iniziare la nostra trasmissione. Abbiamo notizie? Agenzie? Vediamo un po'. Cos'è? Negli occhi degli uccelli.
Cos'è? Negli occhi degli uccelli i segreti della vista? Vabbè, lasciamo stare. Sì, mi immagino l'agenzia quale poteva essere. Non si poteva dire, No, dire. Fammi salutare alcuni amici che ora saluterò, li saluto dopo. Vai, ok. Adesso abbiamo la sigla. Non abbiamo l'orchestra, perché oggi partiremo alla volta di Torino, domani trasmetteremo da Torino, non abbiamo l'orchestra, è rimasto solo il maestro Cremonesi e un trombone. Cioè, ma com'è sto fatto? Un trombone solo. Io dico, Cremonesi, buongiorno. Buongiorno. Perché non hai mandato quell'unico trombone? L'hai mandato? Che cosa tu vuoi farmi lo stacchetto, un trombone e il piano? Ci possiamo provare. Provateci. Stacchetto. Vai. 1, 2, 3, 4. Fatemelo tutto però, mi raccomando. Benny Hill. Sì. Ecco. Posso dirti che è veramente bello, guarda, è esilarante. C'è la gente che vuole la copia del. Sì, ci faccio la suoneria del telefono. Vuoi la copia del CD? Cremonesi e trombone. Allora, anagrafe per le coppie gay a Padova, sai che possono tranquillamente, e questo è secondo me un buon segno di. Sì, dici, apertura mentale, di civiltà, certo. Siamo d'accordo, il portavoce del Ministero del Tesoro precisa: Padova Schioppa non è una coppia gay. Certo. Tra l'altro volevo dirvi che oggi riusciremo a metterci in contatto sicuramente con Mike. Perché finalmente alla 20ª. Ieri sera a un certo punto ho detto: non è possibile, questo non ci risponde da 3 giorni, e ieri sera che era successo? L'ho chiamato. Dove? L'ho chiamato al telefonino. Erano allora alle 9 di sera, l'ho chiamato. Meno 6, le 3 di pomeriggio. Le 3 di pomeriggio chiamo, lui fa: hello? Dico: Mike, sono Rosario. Ma cosa vuoi? Sei fuori orario? Mi ha detto. E stava morendo di freddo, mi ha detto: sto morendo di freddo, non vedo l'ora di tornare in Italia. Allora domani chiamatemi che ci sarò e vi racconto. Quindi oggi non perdetevi la telefonata dagli States con Mike Buongiorno. Buono questo vino primitivo di Manduria. Allora vogliamo cominciare con che cosa, Mike? Allora, la notizia quella, sai, del colpo di stato? No, non la so. Le isole Figi. Ieri, notizia di ieri, c'è stato un colpo di stato. Se la leggi. Allora, Ma aspetta, ma abbiamo dimenticato, scusa, non abbiamo presentato. Chi oggi. No. Sì, non dire il nome, il proprietario del mi ricordo come si chiama. Il bovaro del Bovaro delle Fiandre. Questo cane famoso, il Bovaro delle Fiandre. Che è più famoso di lui ora, perché ormai più famoso. Facciamolo sentire un attimo il Bovaro, prego. Questo è il Bovaro delle Fiandre. Non è un grizzly? Uno dei cani più feroci, e il proprietario è l'arbitro Tombolini. Ecco. Ciao. E mangia le crocchette, E mangia le crocchette umane. Un cane umane, le crocchette umane. Però ti piace venire qua da noi, insomma, quando Però mi trovo a Roma. sei senza Fulvio Collovati, e questo. Fulvio è stasera impegnato con la partita del Milan. Perché c'è il Milan stasera? Sì. Gioca lui. Milan, non mi ricordo. Con Lille. Milan cos'è? Una squadra di Lille, calcio? francese. Contro chi gioca? Con Lillo? Lille. Lilla. Giocano con Lillo, una mia fidanzata, Lillo. Lille Greg. Noi L'Inter ieri andata bene 1-1, eravamo qualificati da un anno, quindi. E poi anche la Roma si è qualificata col Valle, ieri col Valencia. Quindi tutto bene, Tombolini. Sì. Poi altre cose che ci puoi dire? Questa squalifica a Network per 5 giornate? Troppo pesante. Troppo pesante, dici Tombolini? Perché? Why? Perché? Perché secondo me Nedved non si è accorto di dargli un pestone, gli dà un pestone a Farina. Vero? Vabbè. Neanche il calcio sulle balle era involontario. Tra l'altro è uscita la notizia: Gattuso ascolta la radio e dichiara: non era l'abbaiare del Bovaro delle Fiandre, ero io che mi complimentavo con Tombolini dopo la mia espulsione. Vabbè. Era Ringhio.
Allora, vogliamo, scusa se c'era questa notizia. Vabbè, no, ci mancherebbe. Dai. Qual era la notizia? È un colpo di Stato nelle isole fare un Figi. pezzo, perché dopo canterai di nuovo. Perché Certo, ormai sei cantante di successo. Pippo Baudo ha chiesto se Tombolini Tra va a l'altro l'abbiamo visto Baudo stamattina, abbiamo visto perché lui viene qui a Via Asiago come ognuno di noi la mattina va in ufficio. Uguale, perché viene qui e sta a 3 metri sottoterra insieme a Moccia, che stanno a vedere, a sentire le canzoni di Sanremo. L'ho visto stamattina con la borsa da veterinario dell'Amaro Montenegro che camminava, mi sono affacciato e ho detto Pippo Baudo! Fortissimo, proprio così, Pippo Baudo! Lui si alzava, guardava in aria e non sapeva chi lo chiamava, lui Pippo Baudo! E lui poi ha capito, come Violello! Nel frattempo erano usciti tutti qua al vicinato di Via Asiago, tutti ridevano, tutti mi avevano visto tranne il Pippo. Purtroppo aveva i capelli davanti agli occhi. Questa è la battuta più bella dell'anno! I capelli davanti agli occhi! Baudo! I capelli Cassini, i capelli davanti agli occhi! Non ci posso credere! Intanto nelle isole Figi è già finito il colpo di Stato. Sì, è finito? Sentiamo chi è che ha fatto il colpo di Stato? Chi può essere? Non si sa. A fare Ci sono delle truppe armate pesantemente che hanno preso il controllo degli uffici governativi. Abbiamo al telefono abbiamo al telefono il capo dei ribelli, eccolo là. Il capo dei ribelli di questo colpo di Stato pesantissimo. Sentiamo chi è, pronto? Sono Gianni Morelli. Certo, è ovvio. Sono l'eterno dittatore di Monghidò. Ma Gianni, hai rovesciato il governo. E non solo, qui anche la cabina si sta rovesciando. Infatti. Lo sai, passavo di qui con Cugia, sai che Cugia è il mio autore preferito, Diego e mi ha detto, Gianni, ma lo sai che tira di più un pelo di Figi? Ecco. Che è un carro di buoi? Ecco, sì. Allora mi è scattato l'ormone e non ho capito nulla. Ogni tanto canta. Senti, ma ora che sei presidente delle Figi, che farai? Non lo so. Guarda, che dici Diego? Dichiariamo guerra all'Australia. Così, giusto. Senti, ma le Figi ce l'hanno l'atomica. Ma che dici, Gianni, l'atomica? Io sono cattivo, ragazzi, sono un bastardo. Lo sai che ieri sono andato a Vercelli? Sì. Lo sai dove è Vercelli? Sì, Dov'è? Piemonte. Ma davvero? Sì. Lo so, sono anche stato a Falzerato. Sai cosa ho fatto? No. Ho collegato le fogne della città alle risaie. Bravo, complimenti. Lo sai che hanno raccolto il riso direttamente al nero di seppia? Ci credo. Ma dai, ma che cattivo proprio nell'animo. Dai, sì, finita lì spero. Sì, beh. Meno male, dai. Poi l'ho anche assaggiato, no? Bravo, certo, figurati se. Ma sai che ieri stavo giocando a Shanghai con mio figlio Marco, lo conosci Marco? Sì, Marco Morante, tuo figlio, lo conosco. Lo conosco, ero sul treno Roma-Milano, allora? stavo giocando, stava vincendo Marco. Allora a quel punto lì per non perdere, sai cosa ho fatto? No. Ho tirato il freno. Ma quello del treno, ma non si fanno, dai. Ma come non si fanno? Ma dai. Non immaginate quanto ci divertiamo. Pensa che mio figlio Marco si è spaccato la faccia contro un trolley. Bravo, dai, si è divertito. Pensa che sulla fronte adesso ci ha stampato mandarina. Telefono Gianni. Non so chi sia, un attimo. Sentiamo. Pronto? Questo è il pronto di Gianni Morandi. Sì. Diego, sei tu? Va bene, mi sembra bellissimo. Allora siamo d'accordo? Allora prendiamo una tigre siberiana, la mettiamo sul ramo di un albero. È facile, no? È bellissimo. Poi chiamiamo i vigili del fuoco e gli diciamo, c'è un gattino sull'albero. Certo. Bravi. Immagini la faccia del pompiere? Ma dai. Bellissimo. Ciao Diego! Ciao Gianni, dai, basta. Allora andiamo subito con la prima canzone e dopodiché sta per arrivare Guido L che ci canterà la sua canzone dal vivo, così il pubblico qui in sala potrà anche conoscerlo. Tra l'altro si è iscritto a Sanremo, ha mandato la cosa a Sanremo, con questa canzone perché un altro, ovviamente. Certo, no? Allora stavo per fare un disastro mica da ridere e quindi abbiamo una canzone che abbiamo lanciato l'altro ieri che è tornato dopo anni di assenza. Udite, Gazzibo, lo ricordate? Lunatic, Like quello Chopin. di Like Chopin, quello di Like Chopin, sì, ce n'erano altri. Masterpiece, bellissima,
perché io ci ballavo veramente tutta la sera con questi pezzi di Gazzibo. Era bellissimo, guarda, ti ricordi negli anni 80? Sì. Quanti anni avevi negli anni 80? 20 e solo 2 miliardi di debito. Io avevo 30 anni, 30 anni, eravamo freschi come delle rose. Come 30 negli 80? Che sei nato nel 50? Sono nato nel 60, nell'80 ne avevo 20. Hai ragione. La mia età. E adesso Gazzibo è tornato, ragazzi. Gazzibo è tornato con una canzone meravigliosa che si chiama Tears for Galileo, cioè lacrime per Galileo. Gazzibo, avviva Radio 2! Eccolo. Vedo Tombolini già sul cubo, ragazzi. Ci siete autori che dobbiamo cantare l'inciso? Tears for Galileo. Una banda di ubriachi, sentiamo. Tears for Galileo. Tears for Galileo. Tears for Galileo. Hey! Gazzibo is back in town. Bello, che strumento è questo? Boh, lo so, sì. Cremonesi? Computer. È una tastiera. La tastiera. Se ne è uscito, io pensavo dicesse chissà cosa. È una tastiera. Un campionatore. Vai! Tears for Galileo. Tutti insieme, pubblico, vai! Tears for Galileo. Piace, questo pezzo piace, ragazzi. Entrerà sicuramente in classifica. Ci siamo! Fa effetto il primitivo, capito? Di Manduria. Grazie a... Sì. Allora dobbiamo fare subito una cosa bella. Qual è? Facciamola immediatamente. L'abbiamo iniziata ieri, proseguiamola oggi, perché dobbiamo costruire la casa di Andrea. La casa di Andrea dobbiamo farla da qui al 22 dicembre, dobbiamo raccogliere 500.000 euro circa. Potete farlo insieme a noi donando €1, basta un SMS. Noi diciamo, ad esempio, se pronto col bip, quante fate con gli SMS ogni volta che uno cazzeggia con gli amici, certo. Così. Allora facciamo una cosa buona. Così, non c'è partito. Una cosa bella che facciamo con i cellulari, amici del pubblico in sala, tiratelo fuori. Su, dai, tirate fuori il cellulare, accendetelo, vi do il tempo di accenderlo. Nel frattempo, Cremonesi vi intrattiene con un suo pezzo, vai. Che ne so? Che ne sa lui? Lavora da un'altra parte, che ne sa lui? Lui sta a RTL, sta lavorando, no? Avete silenzio, avete acceso? Cellulare, tutti accesi, tirate su, fatemi vedere. Eccolo. Amici da casa, Madonna, quanti cellulari. Amici da casa che state guidando la macchina, fermatevi in una piazzola ormai per qualsiasi. E allora mi raccomando, vai. Allora, andiamo Scriviamo cosa? Scrivi messaggio. Fatto. Ci sei? Sì. Aspetta, scrivi messaggio. Scrivi messaggio. Sì. Scriviamo Andrea, perché la casa si chiama Casa di Andrea, quindi scrivete Andrea. Aspetta. Ora Andrea, ora invia. Sì. Invia, ti dice il numero. Qua. Il numero è 48 Sì. 585 85. Invia. Sì.
Inviato. Fatto, applauso, fatto. Grazie, fatto. Avete fatto? Bene, sono molto contento. È da tanto che non mi sentivo mucciaccia. Va bene? Allora, sei pronto? Allora, adesso che cosa abbiamo? Il nostro Guido. amico cantante. Signori, esatto. Guido L. In piedi, fatti vedere, Guido. Guido L. Date il microfono a Guido L. L'avevano lanciato noi, insomma, dai. Beh, da un po' che canta, sì, Guido, però- voglio dire, però noi abbiamo dato una mano. Una diciamo. mano, sì. Ciao Guido, come stai? Benissimo, grazie. È anche un bel ragazzo. Sì. Donne, che ne pensate? Wow, hai sentito le donne? Fate... C'è stato un che non è male. 6 donne, 2 indecisi. Perché anche l'occhio vuole la sua partner, certo, e quindi certo. è giusto che Guido, Guido L si chiama Guido così con una consonante. Guido L. Vabbè. Potrebbe Codice essere fiscale cortissimo. L, solo quello. L. E Finita lì. GDL, esatto. La Casa delle Libertà. Sei un pirla. GDL. La GDL, GISL e Will. Come diciamo in lingua. Capito? Allora Guido, sei pronto? La canzone che lui ci ha presentato, che noi abbiamo messo, era Ogni istante abbiamo messo il disco. Invece adesso è qui in carne ed ossa. Ce la canta. È vero che ti sei presentato a Sanremo? Verissimo. Come hai fatto così, diciamo, come si fa a iscriversi a Sanremo? Allora, si fanno delle foto. Intanto si scrive prima di tutto una canzone. Bella, carina, non lo so, quello così si scrive la canzone. Si impacchetta tutto, si spedisce insieme a un video. Anche il video? Anche il Pure. video. Quindi costa. È un'analisi del sangue anche. Certo, perché e poi deve avere i capelli, perché Baudo se no non ti prende. Esatto. E poi basta, si porta qui vicino da voi e si imbucano, non lo so, insomma. E poi lì sotto, a 3 metri sottoterra, c'è Baudo, uno sferato che sente le canzoni e decide. Poi decide, sì. Bene, questa sicuramente non è la canzone che tu hai presentato, perché anche perché se no. Certo, quindi ce la canterà dal vivo Guido L. in ogni istante. Vai. Sembriamo noi a Sanremo. Sì. Però non è una brutta idea. Vedo cose che non ho accanto, luoghi dove non si può arrivare, angoli nascosti da ogni sguardo, lontano da ogni modo di pensare. Vedo in aria nuvole, sfuma già l'immagine, prima di capire che cos'è. Ma il mio sguardo è fisso in giù, l'aria non mi basta più, il cielo si confonde con la terra. Ogni istante, sembra non finire mai. Ogni istante è un ricordo che non hai. Tutto è buio, muovo gli occhi a caso. La notte non mi vuole più lasciare e non guardo quello che ho accanto. Esco e voglio solo camminare, ma il mio sguardo è fisso in giù, l'aria non mi basta più, il cielo si confonde con la terra. Ogni istante sembra non finire mai. Ogni istante è un ricordo che non hai.
oggi c'è Guido L. Il telegattone. Everybody get down. Ogni istante. C'è il coro, eh? Sì, certo, la corista. Questo è l'acuto di Alla Vigis. Il mio sguardo è fisso in giù, l'aria non mi basta più, il cielo si confonde con la terra. Vedo in aria nuvole, sfumaggia l'immagine, prima di capire che cos'è. Guido L. Grazie Guido. Grazie. Oh. Quindi abbiamo capito che Guido L dovesse andare a Sanremo sa esibirsi anche dal vivo, perché Sì, poi sai, qua. il disco è una cosa, il live è un altro, sai certo, che cantare sì, sì. live. Tu che ci hai cantato a Sanremo. E io me lo ricordo Sì. ancora oggi. Sì, me lo ricordo, vai. Devo dire che a Sanremo adesso non voglio criticare, Sì. però devo dire che l'audio di Sanremo non è stato mai un grandissimo audio. Diciamo che chi è stato a Sanremo lo può dire, non è che là dentro tu senti chissà che Senti cosa. questo capolavoro. Allora, lo vuoi levare che mi vuoi ricordare? No. Ah, cosa? A Lolli, Dai, cado, forza. no? Dell'orologio i battiti e non finiscono. Quinto, bello. Lo so, Quinto, vuoi mettere? Oh. Allora, frena la mula, perché adesso è il... Sì, dai. Con te dovrei dire frena il cavallo. Cavallo, esatto. Diciamo frena la mula. C'è una notizia che devo leggere dell'Alitalia, sai, l'Alitalia in vendita. Ragazzi, fatevi sotto. Quanto costa? Sì. Allora, il ministero del tesoro del tesoro dichiara che la vendita dell'Alitalia comincerà con alcuni giorni di ritardo a causa di uno sciopero dei controllori di volo, quindi che volete fare? Allora è il momento di le nostre ringhe, certo, sì, l'avvocato Messina. Sì. della corte. Apriamo i microfoni, qua c'è un tribunale. Apriamo i microfoni del tribunale, vedo già L'imputato, eccolo. colpevole. Oggi particolarmente truce, brutto, direi, sei cattivo. Ma perché proprio, si è fatto si la vede. perché dobbiamo partire, dobbiamo andare a Torino. Allora. Veniteci a vedere tutti a Torino all'arrivo, arriveremo Sì. verso le 6 oggi Sì. a Torino. Così siamo tutti contenti in aeroporto lì. Tra l'altro io sono già pronto. Ah sì? Mezza boccia di Lexotan. Proprio. Sai che bello, mentre l'aereo sta per cadere, io prendo talmente il Lexotan che l'aereo cade, quello vicino a me fa così. Io lo guardo e gli faccio, beh, che c'è? C'hai qualche problema? E che devi fare? Mamma mia. Io già sto male. Adesso? Si sente che sono già strano in onda. Sì, è per quello. Devo prendere l'aereo, Sì. Come va? Tutto bene? L'aereo. No, loro ridono perché, capito? Ci sono gli autori che prendono l'aereo con te. Stanno facendo delle spremute di agrumi perché proprio. devono volare insieme a me. Esatto. E allora dice muore lui, moriamo pure noi. Capito? Fatto. Vabbè, cambiamo argomento. Sì, è arrivato il momento dell'avvocato. Nel frattempo mi dicono che sta arrivando Chiara sì. di Paolo e Chiara. Sì, ok. Pensa c'è i fan. Certo. Tra l'altro canterà in inglese, lo sai, un pezzo, poi ce la racconterà lei. Fantastico, sì. dai. Poi dovrebbe pure arrivare mio fratello, io non so quando, ma dovrebbe arrivare perché insomma qui oggi la Ce l'ha le famiglia, chiavi? abbiamo una famiglia nostra che oggi si è presa Rai 2. È vero, ho visto. C'è mio fratello che fa il film e finisce. Io sono su Radio 2 ora. Poi io sto occupando la fascia, diciamo, pomeridiano. Mio fratello si prende la sera, poi dopo di mio fratello c'è mia sorella pure. Che fa un programma che si chiama la provocazione a catena. Ok, catena Fiorello. Catena, sì. È una specie di talk show giovanile. Dopo ci sarà mia mamma che farà un programma. Dopo, mia sorella. C'è mia mamma che fa hot zapping.
Dopo c'è un mio cugino sì, perfetto. si fa tutta la mattina fuori poi, orario, esatto. E poi arrivo di nuovo io, poi di nuovo mia sorella, poi l'altra mia sorella Anna fa un programma di guida all'uncinetto. Ho capito, sì che il punto erba, questo sconosciuto farà. Siamo tutti insomma i fiorelli, bene, un campo unico. Ognuno di noi ha delle perché non esprimerle. Certo, ci mancherebbe. Allora, tu non hai baldini da piazzare, cosa? No, già fatto. Allora c'è l'imputato che eccolo, l'imputato è da 20 minuti lì, aspetta una sentenza. Dovrebbe girarsi verso il pubblico, perché sennò prego. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. Scusa, ferma tutto. Vorrei chiedere a Valsania e Marina Mancini, se avete qualcosa da dirvi, ditevela da un'altra parte, in ufficio, vi nascondete. Stanno lì a discutere i fatti da mezzo. La gente guarda e dice: ma quei due che cosa ci avranno da dire? Vero o no? Lo state allora, fateci la cortesia, direttore. Non è che vi dovete far riprendere in diretta da noi. Però se discutete mentre noi tentiamo di far divertire la gente, noi siamo qua che vi guardiamo e ci distraiamo, caro Sergio. Girati, Baldini, partecipa pure tu al cazziatore. Capito? Ecco, Qui non ci vedeva, non si è distratto per nulla. Questa è la voce del nostro tutti distratti. Direttore di Radio 2. Eccolo qua, Sergio Valsania. Comunque stavano parlando del futuro di Radio 2. Sei curioso, Sì, sono curioso. La voce di Marina. La voce Marina Mancini, la sosia di Livia Turco, eccola là. È identica. No, però è molto più bella te. Certo. Livia Turco, con tutto il rispetto. Veramente turca lei proprio, cioè nel senso che una cosa non si può proprio. Invece abbiamo la ringa, Sì, prego. Avvocato Messina. Le arringhe dell'avvocato Messina. Signori della corte, subito proprio. Signor giudici, oggi non mi alzo nemmeno. Signor giudici, dov'è il signor giudici? Sono qua, avvocato. Era dietro di me, non la vedevo. Signor giudici e giuria del televoto. Ma quale? Oggi vorrei esercitare una qualsiasi altra professione, ma non quella dell'avvocato. Ormai? Perché in quest'aula si sta prendendo a sassate la giustizia. Addirittura. Guardate quest'uomo. Io vi chiedo, la comprereste un'auto usata da lui? Avvocato, è proprio con un'auto piena di tritolo che il suo cliente ha fatto saltare in aria il condominio del capo della cosca rivale. Signor giudici, bastava rispondere no. L'auto usata da lui non la comprerei. Esatto. Cosa c'entra tirare in ballo particolari irrilevanti ai fini di questa udienza? Ci sono 4 morti tra i condomini e 10 feriti, di cui 2 gravi. Sì, ma il portinaio è vivo. Vedi? Ringraziando il cielo, dobbiamo dire. E infatti grazie a lui che si sono potute riconoscere le vittime. Lo vedi allora? E poi voglio far notare che il presunto rivale de cosca del mio cliente è rimasto illeso. Pensa che rogna. Per cui venendo a mancare l'obiettivo cade tutto l'impianto d'accusa. Signor giudici, se noi oggi condanniamo quest'uomo, allora che dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Certo, sono loro, veri. Di questi che hanno smesso di fumare ma te vogliono accendere la sigaretta? Di questi che baciano i cani in bocca? Uno di questi sono io. È vero, signor giudice, dobbiamo dirlo, ci sono state 4 morti, ma è forse colpa del mio cliente se in una meravigliosa giornata di sole primaverile questi se ne stavano tutti a casa? Colpa loro. È una bella giornata, no? Esci un pochino. La pigrizia tante volte fa male. Silenzio. Lo dico io? Lo dice lei. No, dico io. E infatti la vittima predestinata si è salvata grazie a una passeggiata. Vedi? È proprio vero che l'erba cattiva non muore mai. E c'è anche che se la fuma. Ma che siamo noi? Per dire chi è Caino e chi è Abele. Certo. Che siamo noi per dire compriamoci una casa in centro, per dire se è meglio il mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. E fatemi fare un'altra considerazione. Fatte tante. Chi l'ha detto che la macchina è esplosa per volontà del mio cliente?
era una macchina alimentata a gas. Allora, e si sa, purtroppo gli impianti possono essere difettosi. certo. Quante palazzine sono venute giù per uno scaldabagno? È la stessa cosa. Sì. E non abbiamo mai fatto il processo a nessuno, e ora per un parcheggio imprudente stiamo a mettere in imbarazzo questo povero cristiano che sembra che abbia fatto chissà che cosa, quando si potrebbe tranquillamente risolvere la pratica con una semplice multa per divieto di sosta. C'è il tritolo dentro. Silenzio in aula, per favore. Per cui, signor giudice, sicuro del verdetto della sua favorevole, attendiamo la cosa del giudizio e via. Visti gli articoli 512. Senta. Quelli sono signor giudice, lei deve dire, visti gli articoli, 2 parole deve dire. Se una me la sbaglia, qui non ci veniamo più. Visti gli articoli 512, 722, 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. L'ergastolo. Zitto! Ma zitto, ma vado l'ergastolo, ma che avvocato è lei, scusa? Poteva andare peggio e non si sono accorti che avevi pure sbagliato indirizzo. Bene, c'è il momento della radiopromozione. Abbiamo la radiopromozione magistralmente interpretata da Marco Baldini, le arance più buone del mondo. Prego. Legioni schierate, strategie. Un solo comandante diventerà l'imperatore. Veni, vidi, vici. Risico. Eventi che riecheggeranno in eterno. Risico, il gioco che ha fatto storia, ora ne cambia i confini. SPQ Risico, tutta un'altra storia. Ti giuro, avere un ristorante è una meraviglia, non lavori, non fai niente. Una beauty farm, come stare in vacanza. Scusa un attimo, Mike, i bucatini vanno al 6. Ma basta, sei sempre al telefono e io devo lavorare. Ma scusa, abbiamo Epitari, possiamo parlare in tutta Italia con meno di 10 euro al mese senza canone Telecom, usiamolo, no? Non pagare più il canone Telecom. Attiva Happy Italy, solo 9,95 euro al mese, chiami anche tu tutti i numeri fissi d'Italia a 0 cent al minuto e soli 12 cent alla risposta. Verifica se puoi attivare subito l'offerta, chiama il 159 o vai su infostrada.it. Quando te l'hanno dato a scuola da bambino, hai pianto. A 18 anni è diventato il tuo taglio di capelli. Avanti! Spesso ti sei sentito così. Mi spiace, è finita. Ma ora uno 0 ti renderà felice. Saab offre un esclusivo finanziamento a tasso zero sulla gamma 9.3 fino a 36 mesi. Vieni a scoprire tutti i vantaggi negli showroom Saab. Valido fino al 31 dicembre. TAN 0%, TAG massimo 0,86%. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano! Amaro Lucano, voglio il meglio. Guarda, il Comole Fablé sta benissimo sotto la palma. È vero, il letto allora lo mettiamo in riva al mare. A dicembre chi acquista mobili Le Fablier per almeno 20.000 euro avrà in regalo una vacanza per 2 in Kenya, a Zanzibar o a Dubai. Per saperne di più, vola su lefablier.com. Senta, ma lei che vende auto tutto il giorno, mi dica, qual è l'optional che consiglia ai suoi clienti? Mandelli ESP, 25 controlli al secondo su motore singole ruote, riduce il pericolo di sbandamento e il rischio di incidenti. ESP va richiesto al momento dell'acquisto. Bosch, tecnologia per la vita. Ah, vabbè però, Ci siamo! Vabbè che sarà periodo natalizio, però ci avete riempito di pubblicità, scusate, E da quanto tempo è che siamo qui a aspettare la pubblicità? Pure il Lucano c'era. Sì, è vero. Non l'avevo mai sentito. No, manco io, in radio no, da noi no. Vabbè, un Lucano. Abbiamo gli amici della Lucania. Certo, esatto, che sono abbiamo 2 Lucane, come state? A mare? Tutto bene? Di dove siete della Lucania? Potenza. Dove c'è il giudice, quello che arresta tutti? Woodstock, come si chiama? Woodstock. PM, oggi su tutti i giornali sapete che c'è sta storia delle fotografie, delle cose, perché ho letto, leggendo i giornali, che addirittura ci sono queste cose qui che se tu guarda c'è una foto tua con la panza, quanto costa? Se mi dai tot non la pubblico, così che dicono i giornali, ragazzi, che qui attenzione, dicono i giornali, quando poi le inchieste prima bisogna
bisogna aspettare. Galeazzi quanto spende? Galeazzi ha 1,5 miliardi di foto perché tutte con la panza ce l'ha. Appunto. Ha capito? Vabbè, sono cose, quindi il mondo dello spettacolo è travolto dagli scandali. Fotopoli, come si chiama? Fotopoli. Fotopoli è Renato Zero, diciamo così, raffreddato. Fotopoli. Quando lui parla di Fotopoli, no? Di Fotopoli. E Fotopoli si chiama, cioè Ballettopoli, questo è Fotopoli. Pare che ci siano delle foto scottanti, lo sai? Quelle di Adriano, che balla, fuma, qualsiasi cosa. E vabbè, ragazzi, secondo me la responsabilità è io dico sempre che va bene i fotografi, vabbè, però chi non deve sbagliare è il soggetto fotografato. Se uno sbaglia, se uno sbagli. Io gli direi vai pure, chi se ne frega. E quella è la cosa. Ho visto un'agenzia. E quella è la cosa, cioè tu non devi arrivare al punto di farti ricattare, perché se sei una persona morigerata, allora non fai determinate cose. Baldini, tu che fai? Vai in giro. Mi fotografano all'ippodromo? Ma magari, chi se ne frega? Baldini ha una relazione con un cavallo e che sarà mai? Esatto, cosa vuoi che sia? Vabbè. Intanto facciamo gli auguri a Martina che oggi compie 8 anni. 8 anni è un'età importante. Ciao Martina. Ciao Martina. Bacio. Tu ti ricordi a 8 anni com'eri? Io me lo ricordo. Eri vicino a una stanza buia, volevi prendere la palla e urlavi palla, 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 Lucia. Ancora non è finita questa storia. Lucia Baldini. 2, 1, via. No, si va avanti. Tutto alle fine. Datevi corsa, bravi. Lucia. Mi devi raccontare una cosa breve, un aneddoto che riguarda Marco Bambino. Quando aveva paura di andare a riprendere la palla in una stanza buia e allora la chiamava timidamente palla, io adoro questa canzone. È una roba, guarda. Attenzione, un paparazzo tenta di ricattare Baldini dicendo di avere una sua foto mentre esulta all'ippodromo. Baldini replica: esultavo. Impossibile. Non ero io, giusto? Non hai mai esultato mai. Signori, sta per arrivare con noi Chiara. Eccola qua, ciao Chiara. Ciao Fiore. Buongiorno Chiara. Come mai? Abbiamo detto che hai litigato con tua sorella, ma non è vero, non potreste mai litigare. Paola non litigherà mai con Chiara e viceversa. Esatto. È vero? Dormite nell'Ete Castello? Non più, dai. Ma che dormivate prima nell'Ete Castello? Beh, c'è stato un periodo proprio. Ma vivete insieme ancora? No. Ognuno vive nella sua casetta? Sì, siamo vicine. Di marzapane? Di marzapane. Ma scherzo, no. dai. Siamo ancora vicine di casa, ma ognuno con la propria, diciamo. Abbiamo superato una certa, ecco. Una certa, che Milano si sente. A Milano si tende a un po' segare, andiamo al cinema a vedere un film, poi dopo si va a mangiare qualcosa. Si è fatta una certa. Si è fatta una certa. No. Tu di dove sei? Io nata a Milano, nate entrambe a Milano, ma da papà abruzzese e mamma piemontese. Connubio. Che connubio. Tutta Italia. E invece tua sorella? Anche. Uguale. Ma si fa battute per ridere. Però stavolta Chiara. Oggi come rappresentante delle Paole Chiara ti ringrazio ufficialmente per l'invito. No, ma che stai scherzando? Io vi amo, vi ho sempre amata sin da quando tu facevi, mi ricordo, la corista a Buona Domenica, non quella Buona Domenica di Roma, ma Buona Domenica di Milano, ti ricordi? 94. Eri piccola, anche 18 adesso. anni. Però 18 anni. Non sono cresciuta molto. No, però. Tu stai bene così, tu sei bella così, sei bellissima così e così devi rimanere, non crescere più. No. E ha una voce meravigliosa, però è qua per presentarci una canzone in inglese che si intitola Nothing at All. Vero, che vuol dire? Niente, nothing at all. A modo Però perché hai fatto questa canzone da solo? Perché c'è un progetto un po' particolare, no? Diciamo che la canzone è nata così di suo, poi è nata da sola. Sì. Pensa, non l'ha scritta nessuno. Un giorno si è svegliata e c'era una musica nell'aria.
Ecco, perché sia io che Paola siamo autrici, anche scriviamo insieme, scegliamo di scrivere insieme perché ci piace, però siamo anche autrici, diciamo indipendenti, ecco. È nata questa canzone in inglese e non sapevo cosa farmene. E poi quest'estate e poi quest'estate appunto ho fatto dei viaggi per conto mio. Paola è andata a Ibiza a divertirsi col fidanzato. Chi? Il suo fidanzato. E tu? E io mi sono sfidanzata già da un anno, quindi sono libera, friva. Senti che urli. La curva, eccola. Così non mi sento sola, ecco. E, niente, è venuto fuori questa canzone, poi ho incontrato degli amici, sono stata negli Stati Uniti e ho conosciuto appunto delle persone che si occupano di organizzazioni benefiche e in particolare del Malawi, che sono gli orfani, i bambini orfani. E lo ho pensato, io allora adesso userò la canzone. Che non so cosa farmene, potrei per Natale far uscire questo pezzo e con il ricavato, con parte del ricavato di questa canzone potrei, con l'aiuto della gente ovviamente, potrei mandare qualcosa a loro. Ecco. Benissimo, vedi? Vedi chiaretta? E poi non solo, perché vorremmo continuare anche col disco. Adesso siamo in studio anche con Paola, stiamo facendo il disco, abbiamo quasi finito tutte le canzoni. Quante canzoni avete fatto? 8 per ora, però ne faremo 10-11. 10, perché i vostri fans vi aspettano. E so che i vostri fans sono scatenati, voi non avete idea. È vero. Sono proprio scatenati, guarda qui. Grazie! Urlano come dei pazzi, c'è uno che vi sta scattando delle foto qua, un ragazzo. No, è quella dell'autovelox. Qui è pettinato con la grattugia del formaggio, c'è una roba proprio qui che scatta foto da ore. Allora, vogliamo cantare la canzone? La fai live? La canzone no, perché non avevo la base. Ah, e allora che facciamo? Mi sa che c'era il pezzo il in CD da qualche parte. E ce l'ho io, guarda, ce l'ho qui. Naughty Goal, lo vogliamo sentire? Se vi va. Ma canti in inglese, proprio in inglese? Tu parli inglese? Parlo abbastanza bene. Bene. Poi per cantare, mi piace perché l'ho imparato dalla musica. Perché l'importante, diciamo, è la pronuncia, the pronuncia. Sì, come tu che è perfetta. Tu sei perfetto. Io come accento ce l'ho in perfect accent. Devi far sentirla. Deve partire il ponte. Deve partire perfetto. Sembra il disco. Allora, adesso sentiamo un pezzo di questa canzone, ma poi qualcosa dal vivo ce la farai? Certo. Con il maestro Cremonesi che prenderà il posto di Paola. Ok? Perché tanto siamo là, nel senso che ha qualche peletto in più, però va benissimo. Va benissimo, dai. Paola che non si è fatta la ceretta, diciamo, dai. Ok? Va bene? E ride. Dai, Frodo, che stiamo scherzando, su. Allora, Chiara con Nalin Hello! Si parla così. Mazza, sembra Madonna. Cioè, sembra americana, inglese, esatto. Non so. Scusa, posso dire una cosa? Madonna, vai a casa! Finita! Beh, vista l'altezza della Madonnina lei, però insomma va bene, dai. In anteprima poi, Chiara. Ehi. Nothing at all. In anteprima per Viva Radio 2. Viva Radio 2.
elettronica, sentite, è uscita adesso, vai. Vai, Chiara, cantaci sopra. Ci provo. Vai. Over and over and over again, because I've got nothing at all if I ain't got you, and I've got nothing to hide. Baby, you know I love you. I've got nothing at all Dal vivo. if I ain't got you. Vi siete accorti? Cause I've got nothing to hide. Baby, you know I love you. Yeah. Cremonesi. Abbiamo mixato, Chiara. Cremonesi alla tastiera, è chiaro? Grazie. Facci un inciso, vai. Aspetto il giro che arriva. Fallo arrivare, Cremonesi, il giro. Ciao, vai! Ciao! We'll be together. Love me forever. Over and over and over again. Because I've got nothing at all if I ain't got you. And I've got nothing to hide. Baby, you know I love you. Minchia, sei brava, Stica. Ma veramente brava! Brava. Posso dire bravo anche a Cremonesi che ha saputo imitare Veramente, non i mi sono suoni. neanche accorta che è cambiata, cioè che ha iniziato a suonare lui, Bravo, veramente. è incredibile, Cremonesi, bravo. Subito a Grazie ruota. Enrico. Enrico, sei stato stupendo. Grazie, sei molto gentile. Tra l'altro c'erano due fans tra il pubblico che conoscevano la canzone a memoria, già, dove l'avete Ma sei in anteprima sentita? come... esatto. No, nel senso che Telepatia. la canzone... Hanno detto l'hanno scaricata dal porto. L'ho scaricata da iTunes perché Chiara ha fatto questo progetto con il Malawi, appunto, e il ricavato va devoluto in beneficenza. E la canzone costa 99 centesimi, si può scaricare benissimo da quel sito, basta scrivere Chiara Iezzi Notiene at all e la scarichi, oppure vai sul sito di Chiara MySpace che dirà appunto lei. Come ti chiami? Umberto. Bravo Umberto, complimenti, Grazie. sei un chiarologo. Diciamo un Paolo e chiarologo. Scusami, un Paolo e chiarologo. O un Chiara e paolologo. Un Chiara e paolologo. Non lo vuoi mettere? Incredibile. Va bene, Chiara, rimani qua con noi. C'è, attenzione. Agenzia. Il fidanzato di Chiara, anch'io ho scaricato Paola. Mamma mia. Ma si gioca, figurati, dai. Oh, ce ne sono, guarda, su di voi sono arrivato un sacco Di agenzie, vai. Attenzione. Sì. Allora, Paola, di Paola e Chiara, ascolta la radio dopo la scelta solista della sorella, forma un nuovo gruppo. Gli altri componenti sono Cochi, Stanlio, Dolce, Pinotto, Gianna, Alice Kessler e un Gepi, ma non si sa quale. Dei due. Non so se avete capito la sottile battuta, io no, l'ho letto. No, abbiamo capito. Allora, abbiamo, caro Baldini, ti ricordi Marco? Sì, ti ricordi? Ci vediamo tutte le mattine. Lo sai che cosa? Tra l'altro mi dicono sta arrivando anche Giuseppe, fratello si chiama. Io voglio trattarlo come se non fosse mio fratello. Ah, proprio gli diamo del lei. Quando arriverà io farò finta, che lui non sia mio fratello, cioè lo tratterò malissimo, gli dirò così, che vuoi, che hai fatto un film allora? Chi se ne frega? Se no sembra che vedi sembra troppo. Però è un progetto Rai, a Rai ha detto no, deve fare la promozione da te, ma poi sembra che allora io lo tratterò malissimo. Anzi no, male no. Faccio finta che non sia mio fratello, anzi gli chiederò cosa si prova ad avere un fratello che fa il mestiere che fa la radio. Esatto. Tipo così come se io fossi cosa si prova avere una sorella dove sei nato? E dove sei nato? Esatto, devi far finta di niente. Cosa si prova? Ad aver avuto un fratello che quando eri piccolo ti menava sempre. A randellate sempre. E ti diceva che eri ciccio perché era ciccio. E poi ora le cose si sono invertite, il ciccio sei io. Lui va bene, poi diremo queste cose. Ma
in questi giorni non si parla d'altro, di politica, si parla di Berlusconi, adesso è tornato dallo svenimento in poi, c'è stato un esploit micidiale, velocissimo. Non si capisce come, ma da quel giorno dello svenimento, da che a un certo punto si parlava più di Berlusconi, di Forza Italia, CDL, di bot, dallo svenimento tutti i giorni c'è qualcosa. Adesso c'è questa cosa tra Berlusconi e Casini, no? Casini e Casini. Mi ha detto: ma quale figlio il prodigo? Ciao, arrivederci. Secondo me loro si incontrano, magari parlano come due persone normali. Dici che si sono rivisti poi? Prova a pensare alla scena, perché non facciamo rivivere la scena tipo di Berlusconi e Casini che si incontrano in un bar. E tu che fai, scusami? Io faccio Berlusconi. E io faccio Casini, come? Tu non sai fare Casini. Ti dico ciao, sono Casini. No, devi farlo un po' nasale. Lui parla nasale? Così? Sì, sono Casini. Un po' bolognese? Sì, è così, Socio bolognese, ho capito, sono Casini. Così. Un po' gatto silvestre. Però vale, mi adatto, non sono un imitatore. Però insomma possiamo farla. Dai. Allora attenzione, cambio scena. Cambio scena. Scusi. Sì, decidere. C'è un tavolo libero? Sì, guardi, ce ne sono due. Allora aspetto un amico che deve arrivare qua. Mi dà un martini per favore? Sì, ma il Martini è alcolico, ma tu sei maggiorenne, non ho capito. Certo che sono maggiorenne, che battute sono queste? Dai, mi squilla il cellulare. Che cazzo l'ho messo? Pronto? Chi parla? Allora, ti ho detto 1000 volte di non fare la solita battuta cretina. Dai, il mio nome è Bondi, Jamie Bondi, dai. Non fa ridere nessuno. Le barzellette le racconto io e basta. Dai, sta arrivando Casini, ti devo lasciare. Eccolo là. Pier Fardi! Pier Ferdinando! Pier Ferdinando, sono qui seduto, mi vedi? Ciao Silvio! Aspetta! Nasale. Ciao Silvio! Scusa il ritardo, ma ero con alcuni amici a parlare di un mio progetto politico totalmente nuovo. Sono contento, bravo. Chi sono questi amici? Che novità è? Andreotti, Gava, Cirino Pomicino, De Mita, Forlani, Martinazzoli, Mannino. Bravo, mi piaci, una ventata di freschezza. Cosa ci fai con questi? Cosa ci fai? Bevi qualcosa nel frattempo? Ci fai il gioco della bottiglia con la Montalcini? Scusa Silvio. Dai Pier, su. Chiamami Pier Ferdinando. Dai, su, vecchio Pier, cos'è questa freddezza? Dai, Pier Ferdinando, che poi diciamo la verità. È un nome un po' strano. Scusa, ma che c'è di strano? Mio padre si chiamava Ferdinando e a me mi hanno chiamato Pier Ferdinando. Ma guarda, ma che idea del ciuffo è questa? Ma che stupidaggine è uno che chiama il figlio come il padre mettendogli il Pier davanti. Guarda, ora tuo figlio come lo chiamerai? Pier Ferdinando, ma dai. Senti Silvio, le cose non sono più come quelle di una volta, eh? Siamo stati tanto bene insieme, ma ora ho bisogno di un periodo di ritrovare me stesso. Non sono maturo per un rapporto stabile. Non dirmi così, Pier, io ti voglio, guarda, con te dovrò combattere, veramente. Non ti si può pigliare come sei, lo sai? I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai, Cribio. Sei tu che sei peggio di un bambino capriccioso. La vuoi sempre vinta tu, eh? Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia mai conosciuto, Soccia. Vabbè, però c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro Stracribio. E poi in un attimo diventi grande e le mie pene non me le ricordo più, veramente. Dai, vieni Pier, che ho ucciso il vitello grasso. Dai, andiamo, il conto qui lo paghi te, eh? Dai, vieni con me. Vabbè. 500 bandiere che abbiamo comprato per te. Dai, ma dov'eri? Ti ho chiamato tutto il giorno. Scusa, ma il segretario dell'UDC Cesa? No, basta. Diamo a Cesa quel che è di Cesa. E cioè? Cioè, un bel calcio nei Ho fatto fare pure Casini. Bravo Baldini! È la prima volta che fa l'imitatore! Vai sentire. Casini. Grazie, troppo buono. Senti,
Che è successo? Casini sente l'imitazione di Baldini? No, c'è alla domanda si parla di lei. Dichiara, sì. Dichiara. Alla domanda, lei di chi è l'ex fidanzato? Di Paola o Chiara? L'ex fidanzato di Chiara. Mamma mia. È bella però. Sì. Ma guarda, l'ex fidanzato di Chiara. Dichiara. È veramente bella. Senti, ma quel ragazzo giovane che fa l'attore lo facciamo venire o no? Mi pare che è arrivato il momento. Io non tu sono proprio non sei suo fratello. Non lo conosco. Ok, sì. 3, 2, 1, via. Giuseppe, non mi ricordo il cognome. Fiorello, Fiorello, prego. Buongiorno. Giuseppe, come stai? Buongiorno, come sta? Piacere. Dagli del tuo. Piacere, Rosario. Buongiorno a tutti. Vuoi bene? Ciao, come stai? Un po' di vita. Le presento di Chiara. Di Chiara. Ciao Chiara, come stai? Ciao. Bene, grazie, tu? Come stai? Bene. Tu? Come sta? Chi sei? Come sta bene? Chi sei? Fa finta di non conoscere. Non so, sai. No. Cosa si prova? Com'è questa storia di voi, Fiorello? Come siete? Esatto. Guarda, è una rottura di livello. Insomma, tutti che vi dicono, ma tuo fratello, non ti rompi sempre per sentirti chiedere, ma tuo fratello. Invece a me saluta Maffiore, uguale, è la stessa cosa. In effetti sì, dai, è una cosa non se ne può più. E quando ti dicono, è tua sorella. Sa che dire. Guarda, è una cosa che veramente. Poi stasera in particolare. Stasera è proprio una serata nostra proprio. Abbiamo comprato Rai 2 noi, abbiamo fatto un leasing, l'abbiamo affittata per stasera, ce l'abbiamo noi, anzi se volete fare degli annunci fatele pure. No, a parte gli scherzi, questa sera ci sarà un film, parte una serie di film importanti. 8 crimini si chiama, vero? 8 film, sì. 8 film. Ma ogni mercoledì. Ogni mercoledì sarà un giallo diverso. Di un autore diverso. Un autore diverso, di un regista diverso, con cast diversi. Con cast diversi, bella sta cosa, perché 8 film diversi, però fanno parte della stessa serie. Quindi gialli, omicidi, assassini. Ma ogni film è stato girato nella regione stessa dell'autore. Io ti voglio fare una domanda. Volevo chiederti. Esatto. Questa sera, il film da questa sera è tratto da quale romanzo e soprattutto da quale autore? Ha lasciato 2 tonsille. Allora maestro, questo è tratto da un suo romanzo breve. Suo, cioè mio, da Camilleri. Che si intitola Troppi equivoci. Troppi equivoci. Girato a Catania. Minchia. Vuol dire sì. E te che cosa parla? Con la regia di Andrea Manni. Andrea Manni, che salutiamo. Manni, certo, salutiamo. Mi ricordo perché Manni lo mandavo sempre a comprarmi le sue. Allora per questo che Manni e stasera va in onda il film su Rai 2. Su Rai 2 alle ore 21, 23, 20 45. Non lo so. Basta vedere su un giornale. E che se ne fotte. È bravo. C'è la partita al Milan, ad esempio. Allora diciamolo forte, che se ne fotte. C'è ad esempio su Italia 1 Dottor House. Quello è Dottor House è pericoloso. Ma di cosa la storia com'è? Credo ci sia Dottor House e le repliche. Le repliche. Parli di Dottor House. Ma la storia tua. C'è la replica, così avverto chi ha già visto le puntate originali. Hai capito? Paraculo, e c'è per forza. Avvertiamo che quelli di Dottor House stasera, Tiraboschi, direttore di Italia 1, non fare il furbo che metti le repliche, perché noi te lo diciamo subito. È una Tiraboschi. E Fiorello, che cosa lo devi dire? Capito? Chiamiamo Tiraboschi. Facciamo uno scherzo proprio. No, perché sennò magari smentisce, io non so se è vero. No. Io l'ho fatta proprio da infame. Allora ha ragione. È vero? Sono le repliche. Sono le repliche. Allora avevo letto. Un attimo, scusate, pronto? Ce l'ho io. Ciao Luca, Tiraboschi. Sì, sono repliche delle puntate quelle più brutte di Dottor House. La fotocopia della bruttocopia, della caricatura. Ci sono i tagli delle scene più belle e le elevate per mettere le più brutte, ok. Va bene. Ok, te lo dico. Scusa. Italia 1, diciamo, fatto. Ciao Luca. Ciao. Fatto. Perfetto.
Beh, stasera è Invece bello. stasera è un film inedito, parla? originale, un thriller. Perché tu ambientato sei a uno Catania. normale, sei uno normale, cioè nel Normale, senso. un giovanotto che lavora per un'azienda telefonica viene mandato a casa di una signora dal suo capo reparto, aperta la porta, la signora, la ragazza molto carina, interpretata da Claudia Zanella, c'è un colpo di fulmine, si piacciono, si frequentano, il giorno dopo questa ragazza verrà uccisa. Pensa che sfiga, ne conosce una che Ovviamente, essendo un giallo, signori, non si sa- l'assassino, sapete chi è? Non lo possiamo dire. Non si può dire. Sarebbe veramente Camilleri, viene lui. Tu muori oppure e ci no? uccide con le sigarette. Non lo posso dire. Non lo puoi dire. non si può Perché dire. solitamente devo dire Lui muore. questa particolarità. Io nel curriculum c'ho morto con la regia di, morto prodotto da. Non si salva mai. È perché sabato d'acquisto, poverino, all'epoca solo nell'uomo sbagliato sopravvive. Sì, però si fece 7 anni di galera, qualcosa sempre si deve capita. Esatto. Vabbè. No, adesso a parte gli scherzi, siamo fratelli. Bello, però stasera va in onda? Si vede. Stasera siamo su un treno per andare noi siamo a Torino. la potevo volentieri. Ve lo faccio registrare, noi siamo a Torino. Dopo me lo dici chi è l'assassino da. Come? Ok, vabbè. Beppe, noi ti facciamo veramente in bocca al lupo. Grazie, Bocca al lupo, li facciamo anche a nostra sorella, perché dopo di te c'è lei col programma Reazione a Catena. Ah sì? No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Non lo sai, Non lo sapevo. scherzi. Sicuro. Ma dai, leggi il Corriere della Sera. Attende Fiorello e Fiorello, e poi dopo c'è una specie di Fiordaliso perché dopo così. Ma da chi sto questa è la nostra cosa. E quindi in bocca al lupo questa sera, spero che tu possa fare 6-7 milioni. No, vabbè, 4-5 vanno bene uguali. Chi se ne frega, l'importante è aver fatto una bella cosa. Esatto. Nel frattempo mio fratello fa un appello, lo faccio io per te. Qual è? Così. Sì. Che Qualche appena? regista se mi vuole. Vabbè, ricordiamo che ogni mercoledì poi ci saranno altri film che fanno parte di questa collana. Ricordiamo crimini. qualche altro regista? Ma se ti ricordi, i Manetti Bros. i Manetti Bros. Manetti Bros. Qualche altro protagonista? Protagonisti ce n'è uno molto bello, Pietro Taricone e Lina Sastri, ad esempio. Wow, una coppia. Sì, stranissima. Esatto. Giampaolo Morelli, un altro. Coliandro. Esatto, fa un altro. E poi gli altri scrittori sono De Cataldo, Lucarelli, Fois, Camilleri e via così. Fois non è Foix. Ah no, si chiama Fois. Un sardo. Senti, vogliamo fare una cosa strana, visto che c'è mio fratello Beppe qua, Chiara Iezzi qua, no? Che facciamo? Ci facciamo fare una cosa, non si sono mai incontrati, gli facciamo fare una cosa insieme all'improvviso. A me è Chiara? Sì. Tipo? Che potrebbero? Non lo so, una canzone? fare. Che ne so io. Una canzoncina, dai. Una canzone. Sì, Cremonesi, tu che hai delle idee fulminanti. Hai visto che hanno riso tutti? Era una bella battuta. Tu che hai delle idee fulminanti, tutti. Vuol dire che. Facciamo una bella canzone di Baglioni. Bella. Ti piace questo? Guarda, soprattutto mio fratello è adatto su queste cose qua. Non lo so, ti piace? No, questa non lo so. Qual è? Dimmi qual è. Così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Così vai via, sì, quella là. Quella là. Allora, come viene si chiama. Vai. Questo è l'angolo del come viene. Vai. Io faccio solo questo qui, Chiara così canta esatto. E Beppe al ritornello muore. Non scherzare, no. Vado io? Domani via, per favore, no. Basta. E basta, vero? È un po' basta per te. Devo convincermi però che non è nulla. Vedi che la sai? Ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla e così te ne vai. Cosa mi è preso adesso? Forse mi scriverai, ma sì è lo stesso.
amore mio, non te ne andare. Vai via così. No, non andare, Beppe, era la canzone. Ah, ok. Stai così, se te ne vai, se te ne vai. La possiamo anche finire. No, io qua non la so, no, cioè da qua proprio non. No, perché siccome Chiara aveva fatto l'accordo, quello che faceva presa a gire, è un po' bassino. L'altra sì. perché sai come funziona la musica? La musica funziona che quando è giusta per la donna, per l'uomo diventa sempre una cosa sbagliata. A me mi è successa una volta di cantare, scusate, ce l'ho nel curriculum, con Liza Minnelli e lei avevamo proposto di cambiare tonalità in modo che io potessi un pochino cantare un po', insomma, più a mio agio. Lei ovviamente dice no, certo. no, quindi io mi adattai e devo fare Stars spreading the news. Il famoso tono sotto il rutto, no? Sotto il rutto, due toni sotto, ed è quanto di peggio ci possa essere. Ora invece sai che io ho acquistato 3 tonalità da quando non fumo. Da quando si è tolto la cistifellea. Senti? Una sirena. Senti, è uguale. Tanto veramente i Bee Gees mi fanno una P. Pa. Certo, ecco, dopo io. Non ho detto niente, ho detto solo P e Pa. Sono certo. due cose. Pure mia figlia fa P, Pa, Pa. Se li inventi viene papi. Esatto. Allora, signori, siamo? Sì, ci siamo. Ah, tra l'altro, Carla Di Fulvio, sai? È la sceneggiatura del film, lo sai? Di? Lo sapevi? Del film che farai tu stasera. Che domanda è? Di chi è la sceneggiatura? Di Rocco e Martelliti e Carla? E Carla Di Fulvio. Esatto. E bisogna dire le cose come stanno. Certo. Io so tutto qua. Rocco ci sta pure, mi sa che ti sente spesso. Ciao Rocco! Allora, siamo giunti al momento. Dobbiamo chiamarlo. 5 minuti. Sì. Adesso proveremo il collegamento con gli Stati Uniti d'America. A New York c'è mai. New York. Sì. Ladies and gentlemen. Sono le 9:05 ora. Voglio dire, sai chi c'è qui? Mai che c'è Chiara di Paolo e Chiara. Allora, senti cosa dice. L'ho inventato io. No, ci sono uscito con tutte e due. Poi c'è pure Beppe Fiorello. Anche con lui ci sono uscito. Lui dirà su molto più bravo di te. Dai, proviamo, ecco. Suono americano. Vediamo se riusciamo a beccarlo, sono 3 giorni che ci proviamo. 3 giorni che proviamo a chiamarlo a New York. Sono le 9 del mattino lì, Meno 5 poi. Niente, non rispondo. Non può, cioè, se non risponde oggi vado là. Prendi l'aereo, vai là. Ma guarda che è una roba incredibile. Pronto? Mike! Sì, chi è? Sono Rosario! Ma qui è presto. Lo so che sei, lo so, Mike! Allegria! Come stai? Qua sono le 9. Hai fatto già la breakfast? Sì, stiamo cominciando a fare adesso. Orange juice, fried eggs with bacon. Cosa? Dimmi cosa prendi. Orange juice. Orange juice. Poi? Succo d'arancia. Sì. Fried eggs with bacon. Fritte con pancetta. Sì. Fried eggs. E fruit salad. Questo non so cos'è. La Macedonia. Com'è che si chiama la Macedonia? Fruit salad. Senti, com'è il tempo lì? Qua bello, ma un freddo pauroso. In questo momento è -3. Meno? -3 gradi sotto zero. -3, caro Mario. Sì. -3, quindi tu come sei vestito? Adesso ho messo 2 maglioni perché devo andare fuori a preparare un collegamento per la sera di Capodanno che faranno da New York con Mediaset, con Canale 5. Sì. E devo andare a Central Park. Sei mai stato a Central Park? Sì, una volta. Ecco, allora, a Central Park c'è un enorme campo di pattinaggio e pattinano lì tutto l'inverno. E allora questo è uno spettacolo che faranno la notte di Capodanno in collegamento con la, si può dire, con Mediaset. Puoi dire quello che vuoi, Mike, tu sei il padrone della Rai. Esatto. C'è Rai 1, io o Rai 2, ma noi Fiorello abbiamo Rai 2. Allora io devo andare lì per fare gli auguri di Capodanno e far vedere quelli che pattinano, eccetera. Ma tu pattinerai? Non
credo, perché non sono equipaggiato. Ho capito. Comunque, senti, qua è veramente uno spettacolo. Immagino, ci sono luci, vero? Luci. Tutto illuminato, è una addobbi. cosa fantastica, alberi di Natale da tutte le parti. Poi ieri sera ho fatto un pranzo straordinario. Cosa hai mangiato? Dunque, sono andato da una persona che ti conosce molto bene, uno dei più famosi ristoratori d'Italia e del mondo, si chiama Maccioni, che è proprietario del ristorante Le Cirque, che è proprio un classico, hai capito? E io sì, lo conosco. Ecco, allora, anzi, tra l'altro ti saluta. Grazie, ricambia, digli che verrò presto a trovarlo. Ha registrato anche i nostri spot, hai capito? Addirittura, se li vede. Beh, lui è di Montecatini, però sta ormai qui da tanti anni. Il suo è un ristorante dove vanno tutti i VIP di tutto il mondo. Tipo? Io mi ricordo una volta sono andati lì, gli ex presidenti degli Stati Uniti, per esempio. Tipo? Hai capito? Beh, quando sono andato lì l'ultima volta c'era, aspetta, come si chiamava? Il presidente Carter c'era, ecco. Carter. Lincoln. No, Lincoln troppo in là. Lincoln poi non mangia le cose che prepara adesso lì alle Cirque. Se vuoi sapere cosa ho mangiato? Certo che voglio saperlo, perché mi piace quando dici tu i nomi delle cose americane. Ma perché ma questo erano proprio fatti bene, scritti in italiano anche. Allora. In italiano. Ravioli alla zucca. È una cosa meravigliosa, americana proprio. La grande zucca, quella di Halloween. Sì. E poi ho mangiato il canard all'orange. Canard? No, il canard sarà la oca, l'oca all'anatra all'arancia. È il bovaro delle Fiandre. C'hai un interprete lì? Sì, c'ho. I ravioli di zucca di chi erano? Di Giovanni Frog? Sai chi è Giovanni Frog? Giovanni Rana. Dai. Senti, volevo dirti una cosa, ma tu sai che... L'altra settimana l'ho visto Giovanni Rana. Dove l'hai visto? A Castelfranco Veneto. Ma sei andato accanto a New York. Sì, vedi, pubblicità occulte qui che vanno proprio... pubblicità, a Castelfranco Veneto c'era la festa del radicchio. Dove? A Castelfranco Veneto c'era la festa del radicchio. E che tu sei andato? Ho premiato tanti personaggi, tra i quali c'era anche Rana e anche il sottoscritto. E il radicchio d'oro. E tu hai vinto il premio del radicchio? Sì, il radicchio d'oro. Vedi? Ma dai, l'ho azzeccata. Vabbè, messo in mezzo a tutti i telegatti, insomma, Fai finire il discorso. Sì, scusa. Perché sono arrivato alla parte più interessante. Dei dolci come non ho mai mangiato in vita mia. Tu non hai idea, devono avere un grande cuoco lì, che tra l'altro, non so, credo si chiama Pierre, se non sbaglio. Sì, perché lì me li hanno presentati. C'era Pierre, Lorenzo, Regis è quello che fa i dolci, ma delle cose mai viste. A me hanno portato un dolce che era una specie di cucina. Hai capito? Tutto lavorato, sembrava una piccola cucina, poi alzavi, aprivi, era una tortino di cioccolato. Ma pensate che roba! Il tirami up! Sì, tirami up. Devo andare. E dove vai? T'ho detto al Central Park. Scusi, sta cosa di Capodanno la fai oggi? Beh, certo, perché è un... E poi vai in onda a Capodanno? Sì, verrà inserito dentro lo spettacolo. A Capodanno fanno un grande spettacolo di pattinaggio per la notte di Capodanno. Lo sai che adesso il pattinaggio ha preso piedi? Sì, il pattinaggio sì, però dico, lo fai con 20 giorni di anticipo, festeggi il Capodanno? Ma soprattutto con 20 ore, perché c'è ancora la luce, no? Certo. Sì. Allora lì c'è tutta la truppa. Senti Mike, intanto volevamo dirti grazie per averci risposto, perché come tu ben sai parte della telefonata la paghi te, insomma. No, purtroppo la pago tutta io, ma è un piacere. A parte il fatto che oramai, avendo fatto tutti questi collegamenti, adesso probabilmente la Rai mi dovrà fare un regalino. Ma io penso proprio di... Qui c'è il direttore Sergio Valsania che sta ascoltando, che per Natale ha detto che spedirà in via da Procida un regalo per Mike per tutto quello che ha fatto per noi. La Rai, dicono di sì. Senti, no, che panettone, ma che panettone, Mike? La fabbrica di panettone. Ma stai scherzando, un regalo vero, tipo un orologio. Un panettone d'oro. Un panettone d'oro. Sì. Senti, lo sai chi c'è qua? Sai che noi abbiamo un ospite al giorno, no? Chi c'è? Allora c'è Chiara.
Chiara quale? Cantante? Sì, Come? una cantante. Brava, esatto, sì, bravo. sì, sì. Certo, come no, la conosco, è brava. Ciao, Mike. Ce l'hai presente Paola e Chiara? Sì, come no. C'è la Chiara. Sì, bella. E poi c'è mio fratello Beppe. Buongiorno signor Mike. Devi dare i miei complimenti, Digli su con la vita. Adesso sto cercando di A chi? A me? Sì. Ho fatto? Farlo lavorare nel cinema. Nel cinema. Non l'hanno ancora chiamato, lo sai, per fare qualche film. È vero, il cinema, Chi? quello cinema, non la fiction, diciamo, no? Sì, appunto, perché lui è il numero uno e vedrai che farà un carrierone, un bravo ragazzo. Grazie signor Mike. Bravo, grazie Mike, a nome di mio fratello che è qua, Sì, lo ricordo. Hollywood lui. Mike, ma senti, dimmi una curiosità, ma quando tu giri per New York, no? Ti riconoscono? C'è qualche italiano che magari fa mai? Qua è pieno di italiani, intanto ci sono i turisti che sono venuti per fare shopping per Natale, ma poi ci sono tutti gli italo-americani che girano e quindi mi conoscono. Però ti devo dire una cosa, era per esempio, ho incontrato una coppia di americani che mi conoscevano perché erano stati in Italia ma avevano visto in televisione. Ma vedi, che ti hanno detto? Che sono un bel ragazzo. Ci ha detto che conoscevano Fiorello, hanno detto chi è che lo conosce? Come? Gli ho chiesto se conoscevano Fiorella, hanno detto ma chi è? Chi lo conosce? Certo, conoscono te, Mike, sei veramente un bel ragazzo. Senti Mike, noi quando torni? Tornerò la prossima settimana perché adesso andrò a fare a riscaldarmi un po', dopodomani vado 3 giorni a Miami. E lì locali, lap dance, discoteca, gin tonic e via, Sì, hai qualche aggancio lì tu? No, Miami. Io no, forse Baldini. No, neanche. All'ipodromo la vicina, sì. Vabbè, Mike, senti, ti lasciamo perché adesso devi andare a fare il capodanno di Mediaset. Ha riso lui, noi siamo previdenti, lavoriamo in anticipo. Certo, non si sa mai, sai, la fine del mondo, almeno uno ce l'ha già. Esatto. Allora adesso ti saluto allora. Va bene, Mike, noi salutiamo noi, ti facciamo un grande applauso, copriti bene e torna presto perché sta casa aspetta te! Ciao Mike! Bene, allora abbiamo così concluso, spostati, ci siete? Sì, a metà. Allora noi siamo pronti, pubblico, mi raccomando, lasciateci defluire perché abbiamo le macchine che ci aspettano fuori perché ci porteranno a Torino, faremo questo bel volo in aereo. Esatto. Salutiamo l'arbitro Tombolini che è stato con noi anche oggi. Guarda le friandre. Salutiamo Chiara, grazie, Beppe Fiorello. E Beppe Fiorello questa sera su Rai 2. E al posto dei titoli di coda ricordiamo il Natale dei 100 alberi d'autore. A Roma, in piazza San Salvatore in Lauro, ci sarà questa mostra con 100 alberi di Natale interpretati dalla fantasia di tanti artisti e saranno esposti in mostra e venduti. Non mancate. Tutto il ricavato andrà a favore del Bambin Gesù, l'ospedale del Bambin Gesù per la ricerca per la distrofia muscolare nell'ambito di Teleton. Dunque mi raccomando, andateci perché è una bella cosa. Abbiamo finito. Domani da Torino, appuntamento da Torino, sia domani mattina che domani pomeriggio, ok? Scappiamo al volo che ci abbiamo l'aereo. Ciao.